Calceranica Dolomitica. Conquistano la vetta ex equis Alloverdi. La partita è a senso unico, le occasioni si susseguono e il forcing è premiato al 30°. Baldessari aggancia un lancio in verticale a Fredda Dell'Antonio. Nella ripresa arrivano i gol. Al 50° e al 56° segna Matteo Nicolussi Paolaz, mentre al 73° segna anche il fratello Moreno dopo un rimpallo al limite. A partita chiusa la Dolomitica prova a riaprirla segnando 2 gol all'84° e all'85° con Luceri e un rigore di De Mozzi, ma è troppo tardi. Termina con un pirotecnico 4-2. Civezzano Calisio. Pareggio scialbo in questo match. Nonostante i 2 gol la partita ha poco da dire. All'11° arriva il vantaggio di Baldessari che dal limite dell'area calcia nel set e realizza uno splendido gol. Il Calisio però si rilassa in virtù del vantaggio e questa leggerezza è punita al 35° da Mattivi sugli sviluppi di un corner. La ripresa è piuttosto soporifera, anche se all'80° Mattivi segna, ma di mano, e Strisciuglio salva su Baldessari poco dopo. Finisce quindi 1-1. Fassa Mattarello, match a reti bianche anche se piuttosto vivo. Il Fassa ci prova per primo al 12°, ma Zongo ferma il bolide di Piccoli. Il Mattarello replica con Fontana al 40°, che da 0 metri spara alto. Al 49° la partita potrebbe svoltare, ma Cincelli para il rigore da lui concesso a Pedrotti. Al 55° Trottner si vede salvare un colpo di testa sulla linea da De Carli e dall'altra Moratelli segna ma in fuorigioco, anche se il passaggio era all'indietro. A 5 dalla fine gli ospiti non sfruttano una grossa occasione. Finisce così 0-0. Fiemme Vattaro, seconda vittoria consecutiva per il Fiemme. Nel primo tempo la partita è piuttosto masca e combattuta con alcune occasioni per i locali ma non sfruttate a dovere. Nella ripresa il Fiemme attacca con poca convinzione, ma passa al 65° con il Principe su punizione. Qui non è perfetta e viene ingannato dalla traiettoria, concedendo quindi il vantaggio. Il Vattaro si porta avanti nel finale, ma dell'addio si gode un sabato sera insolitamente tranquillo, rischiando pochissimo. Altra sconfitta per gli ospiti ancora di misura. Finisce 1-0. Gardolo alla Rovere, imbarcata degli ospiti sul campo dei gialloblu. Semplicemente spettacolare la prestazione degli uomini di Chiarani. La rata serve Marina al 7°, Mici raddoppia su punizione 4 minuti dopo, mentre alla mezz'ora Tava prova a scuotere la squadra ospite. Al 38° riprende lo show. La premiata dita la rata Marin serve Job per il 3-0, poi Marin conquista un rigore che la rata trasforma. La Rovere prova nella ripresa ma dura pochissimo la reazione. Marina al 65°, Diani al 78° e Mici a 10 dalla fine firmano un pesantissimo 7-0 finale. Telve Aquila Trento, caduta dolorosissima della capolista in casa gialloverde. L'inizio è spumeggiante, al 20° Brugnara insacca un tapin servito da una punizione di Nardelli, poi Simone Agostini e Bazzanella ci provano ma senza successo. Dal 35° è solo Telve. Prima Micheletti serve Divina che infila Pelz, poi l'autore del gol segna su azione solitaria. Al 45° un rimpallo favorisce il gol di Simone Agostini. A inizio ripresa il Telve non perdona con Micheletti che serve Filippi per il poker e a 10 dalla fine il palo gol di Simone Agostini corona il 5-1 finale. Verla Lona Lases, pareggio con gol in questa partita. Il primo tempo vede il Verla cercare il palleggio con il Lona che aspetta. Gli ospiti reclamano un rigore per un fallo di Mariotti su Cristele, ma l'arbitro lascia correre. Al 55° Lona Lases passa con Cristele che ruba palla al difensore e da pochi passi supera Mariotti con uno scavetto. 10 minuti dopo Nardin calcia una punizione che sbatte sulla barriera, ma Alla Bovo segna il gol del pareggio, anche grazie a una deviazione. Nel finale le squadre non affondano e si accontentano dell'1-1.